Buonasera e bentrovati, è una nuova settimana che andiamo ad iniziare con il nostro consueto appuntamento giornaliero dedicato al mondo dello sport, www.venetoglobe.com, la nostra web tv. Ci trovate da ormai quasi 3 settimane sul canale 95 di Veneto per quanto riguarda il Veneto e per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia di Caffè TV 24. L'appuntamento alle 19:40, ogni sera in replica poi intorno alla mezzanotte. E allora andiamo a scoprire insieme a voi le principali notizie per quanto riguarda questo weekend appena trascorso a livello sportivo. Oggi si assegna il pallone d'oro, molti lo hanno definito il pallone d'oro della rivoluzione perché dovrebbe essere quello che sancisce la fine, dopo 10 anni, dei trionfi di Lionel Messi e di Cristiano Ronaldo. Il grande favorito per l'appunto dovrebbe essere Modric. Intanto per le qualificazioni ad Euro 2020, siamo sempre nel mondo del calcio, la nostra nazionale, l'Italia, è stata decisamente fortunata l'altro giorno nel pescare gli accoppiamenti e le nazionali con cui dovrà vedersela nel proprio girone J: Bosnia, Erzegovina, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein. Andiamo in Serie A adesso, dove Fiorentina-Juventus ha visto la vittoria per 3-0 della Juventus a Firenze dopo quei brutti striscioni e quelle brutte frasi che erano comparse in città nella giornata di sabato. Samp-Bologna 4-1 per la Sampdoria, Chievo-Lazio pareggio 1-1 e la Lazio che parte in ritiro da oggi voluto da Inzaghi. Il Milan sconfigge con qualche difficoltà il Parma per 2-1, pareggio invece della Roma, Roma-Inter 2-2, qui manca un rigore grande come una casa, dicono tutti, che addirittura a parte gli arbitri la VAR non ha visto o il VAR non ha visto. Torino-Genoa 2-1 e stasera l'ultima gara Atalanta-Napoli, ma intanto la Juventus sale a più 11 proprio dal Napoli. In Serie B adesso Cosenza batte Padova 2-1, ferma ancora la formazione di Venturato. Cittadella batte Salernitana 3-1 e Cittadella con il vento in poppa. Questa sera Foggia-Venezia per Zenga, che vede ancora una volta la possibilità di fare bene e di allungare. Il Verona ha riposato in questa giornata. Passiamo alla Serie P e alla Serie C, dove nel girone B il Pordenone, pareggiando 1-1 con il Sud Tirol, che resta sempre un po' la bestia nera dei pordenonesi, sale la Triestina, che vince al Nereo Rocco per 1-0 contro l'Imolese, vince anche l'Anerossi Vicenza di Rosso, che ha ufficializzato che uno dei general manager sarà niente poco di meno che Paolino Rossi. Il ritorno di Rossi a Vicenza, ha vinto il Vicenza per 2-0 contro la Ternana, perde invece il Verona per 2-1 contro la San Benedettese. In testa troviamo sempre Pordenone con 26 punti, seguono a 25 Triestina e Feralpi Salò. Adesso la Serie D, il girone che ci interessa è il girone C, siamo alla 13ª giornata conclusa con questi risultati: Adriese batte Este 3-0, Arzichiampo batte Ciarlins Muzzane 2-1, Montebelluna Cartigliano 0-0 con 2 rinforzi arrivati alla corte di Checco Feltrin. Campodarsego San Donà 1-1 a Clodia, Virtus Bolzano batte Clodiense 1-0, a Levico Terme Delta Portotolle batte Levico Terme 2-0, San Giorgio in Trento 0-0, Tamai perde in casa del Belluno per 1-0 e l'Union Feltre costringe al pareggio il lanciatissimo Chions per 1-1. Adriese al comando con 28 punti, Arzichiampo 24, Campodarsego ed Este 23, Montebelluna in mezzo alla classifica a 18 punti. L'eccellenza nel girone B, la giornata vede, no ma rimaniamo qui ancora, eccoci qui. Eccellenza girone B, vi dicevo, giornata che ha visto l'Istrana perdere in casa dal Porto Mansuè per 2-1, Giorgione Eclisse 0-0, pareggio Liventina Martellago 2-2, Mestre batte Tombolo 3-0, Union Pro batte Nervesa della Battaglia 5-3, poi abbiamo il San Giorgio Sedico che batte il Treviso per 2-0 con
continua la crisi dei trevigiani. Vittorio Veneto che perde in casa dall'Ia Piave per 2-1, ha riposato la Luparense. Domani scopriremo anche i risultati di promozione girone di 13ª giornata, rimane comunque sempre in testa il Portogruaro con 33 punti. E adesso apriamo il basket. La foto che era comparsa in precedenza riguardava la formazione nazionale italiana, la nostra nazionale maggiore che ha perduto 94-78 contro la Polonia, fallendo così il primo appuntamento con il visto iridato. Ora gli azzurri, per qualificarsi, dovranno vincere almeno una volta nelle prossime 2 partite. Basket sempre, con la TVB, vedete il marchio, si giocherà il 5 dicembre in casa contro Imola. Intanto la Fortitudo Bologna si conferma davanti a tutti nonostante la sconfitta di ieri contro Piacenza per 78-72. Andiamo su un'altra squadra che seguiamo da vicino, ogni sabato casalingo alla Pala Cicogna, la diretta streaming su www.venetoglobe.com e sulla pagina Facebook e naturalmente anche sul sito e sulla pagina Facebook del Ponzano Basket di Serie A2 femminile, che ha affrontato la difficilissima trasferta di Costa Masnaga, uscendone battuta, sconfitta, anche perché insomma si giocava contro la prima della classe. Chi invece ha vinto è stata la Ruker Sambe nel campionato di Serie B al Palasport System. Sabato sera ha vinto un difficile incontro contro la nuova Olginate. Non doveva essere così sulla carta, ma invece i giovani e la squadra dell'Olginate ha messo a dura prova la formazione di Marco Mian, che è ai nostri microfoni. Sentiamolo. Queste sono le partite più difficili da portare a casa, perché quando magari si entra un po' così avete fatto un po' di fatica, poi alla fine sono arrivati i punti importanti. Allora, io vorrei fare ne abbiamo parlato prima a microfoni spenti, no? Ribadisco un po' il concetto, nel senso che questa è una squadra che, se andiamo a vedere le partite che ha fatto e noi ne guardiamo almeno 2 o 3 prima di giocarci contro, non ha mai sbragato, nel senso che non è che a metà del tempo era sotto di 30, ha sempre giocato, hanno un ottimo allenatore che ormai ha tanti anni in B e hanno continui cambi di difesa che ti mettono a giocare in difficoltà. Se hai una giornata dove alzi la mano e fai sempre canestro diventa tutto facile, purtroppo non è così la maggior parte delle partite e io devo dire bravi ragazzi, perché sono stati lì, nonostante sono stati attimi dove siamo finiti anche a -9 e avevamo preso una sbandata, ma sono stati lì con la testa, non hanno mollato, cosa che ne abbiamo parlato in settimana, perché a Cremona siamo partiti benissimo, al terzo quarto abbiamo mollato con la testa perché un paio di falli che non c'erano e tutti andavano a recriminare la mia espulsione, un po' di robe, e l'abbiamo persa. Qui invece l'hanno mantenuta nonostante con problemi di falli con tutto, e nei momenti decisivi sono stati bravi là a fare le cose giuste. Jacopo Vedovato, che non nascondo che è stato disastroso, però alla fine ha fatto 2 difese che sono state determinanti per portare a casa il risultato. Io dico, la B è questa, noi non siamo Cesena, non siamo Faenza, se qualcuno all'inizio, perché siamo partiti alla grande, si è fatto strane illusioni, noi siamo una squadra che ha 6-5 giocatori del 2000 e uno del 2002 in panchina, e comunque in campo gente giovane, quindi sì, come dicono tutti che fatica, ma io dico invece bravi, perché hanno portato a casa una partita secondo me che sapevamo già all'inizio che era difficile. Hai fatto un nome, hai fatto il nome di Vedovato, Mossi vi ha tirato fuori dalle brutte acque. Mossi è stato quello che nel momento decisivo ci ha tirato fuori sicuramente, capacità di far canestro lui ce l'ha, nei momenti difficili è il giocatore più esperto che abbiamo, e quindi bravissimo, e speriamo che continui a fare questo quando abbiamo altri momenti che capiteranno. E avanti così, adesso? E adesso qua, su questo rettangolo, da martedì alla mattina a lavorare, a continuare a crescere, a far crescere sti ragazzi, a cercare di limitare la quintalata di errori che facciamo, anche banali, sia difensivi che offensivi, e niente, avanti tutta, adesso ci aspettano 2 derby, perché ci aspetta Padova lì e Vicenza in casa.
Lasciamo il basket, ringraziamo Marco Mian, tecnico appunto della Ruker Sanve. Lasciamo il basket, parliamo di pallavolo maschile. C'è un mondiale conquistato a Cestokova per il secondo anno consecutivo. Civitanova va KO in finale, questa volta contro Trento, che vince la sfida per 3-1. I trentini in trionfo dopo 6 anni. E adesso Limoco Volley Conegliano in casa contro Club Italia, soffre, gara a rischio per molto tempo della gara per l'appunto, con le trevigiane altalenanti e discontinue. Sentiamo in conferenza stampa il tecnico Daniele Santarelli. No, purtroppo no, ha sentito un fastidio al ginocchio durante l'ultimo attacco, quindi ovviamente l'abbiamo subito sostituita, ma gli stessi fisioterapisti e preparatori mi hanno detto che comunque dobbiamo aspettare gli esami, perché sarebbe veramente una sciocchezza fare una prognosi così a prima vista, quindi aspettiamo i primi controlli e speriamo, siamo fiduciosi, ne abbiamo bisogno. Devo dire che certo non ho agevolato, no, il tutto, questa era perché cambiando così tanto poi si rischia questo, affronti una squadra che non ha nulla da perdere, con attaccanti che comunque sono insidiosi, motivati, hanno commesso pochi errori, noi ne abbiamo commessi più del normale. L'intesa non è stata sempre perfetta fra il palleggiatore e gli attaccanti, secondo me gli attaccanti devono fare molto di più rispetto a quello che hanno fatto oggi, e indubbiamente stiamo in un momento in cui la battuta ci sta dando troppo poco e lì dobbiamo sicuramente crescere, però io ho visto subito negli occhi delle ragazze, appena sono iniziati i primi errori in battuta del primo set, che è come un ritornare a quello che è stato mercoledì, ed è normale, questo è un percorso, ho già detto l'altra volta dopo la partita con Novara che non siamo una squadra forte in battuta, probabilmente è un processo lungo, abbiamo bisogno di lavorare, devo capire qual è il modo giusto per allenare questa continuità, perché qui si tratta solo di questo, perché nelle ragazze scatta l'idea che stiamo sbagliando tanto e difficilmente riesci a togliertelo dalla testa. Per il resto comunque una discreta gara, sono contento di aver fatto esordire Moretto dal primo minuto, mi dispiace per Miglio, Bekis dal primo minuto, cioè diciamo che di cambi ne ho fatti tanti. Forse il pubblico ha capito che in momenti di difficoltà le ragazze hanno ancora più bisogno del sostegno. Ripeto, è un errore secondo me non solo tecnico, è una questione mentale. Poi quando comincia a entrare. Esatto, quando comincia a entrare, siccome è un gioco di squadra, io insisto molto su questo discorso di battuta di squadra, è un lavoro non del singolo ma della squadra stessa, e quando si entra in quel vortice fai fatica ad uscirne fuori. Devo capire come allenarla, perché certo in questo modo diventa difficile giocando con chiunque, sia se giochi con Novara, soprattutto se giochi con Novara, con il Club Italia fatichi, e si vede come oggi, dobbiamo sicuramente limitare molto il numero di errori. Novara in vetta al campionato davanti proprio a Conegliano, ma con una gara in più. Adesso il rugby, Benetton che sta tornando dal Sudafrica dopo la vittoria 22-19 contro i Kings. Tutto è pronto oramai, sabato a Monigo si gioca alle 15, ritorna la Challenge Cup contro gli Harlequins e ci sarà l'inaugurazione della nuova tribuna del Monigo, quindi non mancate. Si è corsa domenica la Prosecco Run a Vidor nel Trevigiano, la mezza maratona ha attraversato ben 18 cantine del Prosecco e molti atleti di ben 15 nazioni hanno gareggiato, qualificando ulteriormente questa bella manifestazione. Vediamo il nostro servizio. È stata una gara di avvicinamento alle prossime gare che farò. Ripeto, torno da un infortunio di 2 mesi e mezzo, quindi oggi dovevo provare la distanza. Meglio di così su un percorso saliscendi, 1000 curve, impegnativo, non poteva andare meglio. Beh, è andata bene, sono partita subito da sola. L'ho sempre tirata abbastanza, insomma non proprio tantissimo perché sono davanti, e sono contenta perché ho vinto, perché come dicevo tutti gli anni che la faccio sempre seconda, il primo anno che la vinco, e sono contenta. Il percorso è bellissimo, la gara è unica e ci tengo a farla ogni anno. Un commento estremamente positivo quello sulla nona edizione, prima di tutto perché in questo momento è anche uscito il sole, quindi il tempo si è aggraziato ancora una volta. I mezzi maratonetti in questo caso erano tutti felici all'arrivo, perché comunque le temperature sono state abbastanza buone, anche questo mattino che era previsto 0 gradi invece c'erano 5 gradi, tutti felici perché comunque come sempre questa mezza maratona è un po' particolare.
particolarità che è gradita sempre di più, soprattutto a atleti che vengono da fuori Veneto. Io ho parlato con gente di Saronno, di Lecco, di Bologna, di Ferrara, dalla Toscana, tutti entusiasti del nostro territorio ovviamente e soprattutto dell'idea di far passare questa gara in mezzo alle cantine per sentire proprio il profumo del nostro prosecco. Ho visto anche uno spiedo girare lungo il percorso. Sì, beh, poi ci sono dei vinicoltori che si inventano di tutto e di più, so anche di salami e soppresse tagliate a fette e via, oltre che questo spiedo. No, effettivamente il territorio sta rispondendo, sempre ogni anno, sempre di più, ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo e a noi fa piacere che ci siano sempre più atleti che vengono da fuori Veneto. È un'edizione in crescita sempre, quindi vuol dire che c'è un territorio che merita essere visto, un territorio che è un paesaggio che merita essere percorso e soprattutto ricordarsi sempre chi lavora. Abbiamo un bel gruppo di persone che stanno lavorando, gli organizzatori veramente sono eccezionali e penso che ogni anno stanno migliorando. Quest'anno veramente è stata una giornata speciale, il tempo non è stato troppo clemente, ma insomma i partecipanti sono contenti di aver fatto questo percorso parlando prima con qualcuno, quindi vuol dire che la corsa è organizzata bene soprattutto. Ciao! Freddo! Beh, faceva freddo sicuramente, che bella questa mezza maratona, ci ritorneremo, ne parleremo ancora nelle prossime giornate. Noi vi salutiamo qui, termina l'appuntamento con www.venetoglobe.com e con il canale 95 di Caffè TV 24 per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia. A domani, buona serata.